La diapositiva che osservate contiene molte informazioni, forse troppe, perché bisognerebbe aggiungere ad una immagine non più di 5-10 parole. In verità in questo corso tale regola è stata spesso infranta, ma anche se gli schemi includevano molte informazioni, ho cercato, per quanto mi è stato possibile, sintesi e semplicità. Il turismo, come già precisato, si declina ormai in turismi e la parola indica quanto sia difficile individuare e capire le attese quantitative e qualitative degli ospiti in un tempo dove la promozione avviene quasi uno a uno, come un vestito su misura. Il mirabile rapporto italiano sul turismo, che citiamo con l'immagine di copertina, svolge con buona frequenza un lavoro meritorio di ampia e paziente analisi delle principali tipologie di turismo in Italia, declinando anche molti dati, tendenze e sinanche problematiche con ipotesi di soluzioni. Un plauso a promotori e autori, perché oltre ad un prezioso strumento di studio, ricerca e lavoro, induce in me l'idea che i turismi stiano diventando flessibili, si modificano continuamente e sono ormai interconnessi fra loro. Ogni viaggio turistico risente di molte motivazioni, fra loro anche differenti e con continue modifiche. Chi deve occuparsi di pianificare in un luogo il territorio con adeguati prodotti turistici dovrà sempre più acquisire sensibilità alla flessibilità e saper gestire il cambiamento continuo. Ripeto, saper gestire il cambiamento continuo. Una prima proposta da attuare a livello locale e nazionale è l'istituzione e lo sviluppo di osservatori permanenti sul turismo, che rilevino e analizzino in termini quantitativi e qualitativi clienti, prodotti, mercati di riferimento e tendenze, mettendo a disposizione i dati in tempo reale ai decisori pubblici e a quelli privati. Bisogna ampliare gli strumenti, come il già ottimo rapporto italiano sul turismo, con un flusso informativo di dati da rilevare, elaborare e comunicare per attuare scelte strategiche. Per assolvere alle finalità del corso e in relazione ad altri ambiti informativi legati alla mia esperienza, vi propongo ora 15 citazioni, spero utili, per alcune preliminari considerazioni sui turismi italiani. Primo, nel bel paese ci sono 12.000 stabilimenti balneari che, seppur si stanno dotando di sempre maggiori servizi anche di qualità, dovrebbero poter contare su concessioni delle aree pubbliche di più lungo periodo per ammortizzare meglio gli investimenti. 2. Contiamo 600 porti turistici e il loro numero è cresciuto negli ultimi anni, ma ancora le strutture debbono ottimizzare le gestioni. Si amplia invece sempre più il turismo delle crociere. 3. Le 400 aziende termali, alcune di queste con una già consolidata immagine, devono riqualificarsi e connettersi sempre più con il territorio e collegarsi agli alberghi. 4. Abbiamo in Italia 6.000 chilometri di piste da sci, ma ancora non tutte sono dotate di impianti artificiali di neve per dare continuità ai prodotti invernali offerti. 5.
I 24.000 agriturismi sono cresciuti anche in termini qualitativi e in molti luoghi i posti letto del sistema extra-alberghiero superano ormai quelli dell'alberghiero. Si deve sempre più puntare sulla qualità e autenticità delle esperienze proposte. Ricordo che la piscina negli agriturismi è un elemento decisivo dell'offerta per vendere a prezzi adeguati il prodotto. 6. Le principali strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici sono oltre 150, ma dovrebbero essere meglio organizzate, ad assi attrezzati, coordinando la ricettività con la ristorazione, le visite ai luoghi di produzione e vendita, le attività culturali e museali, i servizi generali e di trasporto, la segnaletica, le indicazioni per gli itinerari minori. Promuovere e vendere in modo coordinato per tutto l'itinerario i pacchetti turistici raccolti in un unico catalogo. 7. Abbiamo 25 parchi nazionali e oltre il 12% del territorio italiano presenta un ampio pregio naturalistico, ma servono più servizi e strutture ricettive con tipologie adeguate alla delicatezza dell'ambiente. 8. I parchi di divertimento, con tematismi e ampiezza differenti, sono nel nostro paese ben 250, ma devono essere più connessi con le vicine località turistiche e dotati di adeguati servizi ricettivi e generali. 9. Anche in presenza di cinema digitali e malgrado la fruizione dei film con sistemi mobili e piattaforme televisive, abbiamo in Italia 4.000 schermi con i relativi cinema, che rappresentano un'importante offerta di servizi anche per i viaggiatori. I luoghi di ripresa dei film e molte località turistiche offrono sostegni per ospitare le produzioni, diventano molto attrattivi per i turisti che tendono a visitare i territori ritratti nei film. 10. Abbiamo in Italia ben 300 campi da golf, ma anche in queste strutture occorrono più connessioni con i servizi delle vicine località e strutture ricettive adeguate. Serve una strategia più incisiva e questo vale in generale per l'offerta di lusso correlata agli alberghi a 5 stelle, il cui stile italiano è ancora molto apprezzato nel mondo e potrebbe determinare indotti rilevanti. 11. Il turismo sportivo può avere molteplici margini di sviluppo e già ora si contano 5 milioni di persone che svolgendo gare hanno anche l'esigenza di spostamenti con finalità turistica. Sono 150.000 gli impianti sportivi, molti piccoli e da riqualificare, ma la prospettiva deve essere verso impianti multifunzionali per eventi non solo sportivi, ma anche musicali, culturali e congressuali, al fine di dotare il territorio di poli attrattivi per destagionalizzare l'offerta. 12. I 1.000 centri commerciali, citando quelli principali in Italia, svolgono non solo servizi ai residenti e per il tempo libero, ma, se ben comunicati, assumono anche il ruolo di poli attrattivi di turismo. Con 2 milioni di metri quadrati, le fiere, con i collegati spazi congressuali, sono un ulteriore elemento attrattivo del turismo d'affari. 13.
Già abbiamo ricordato la presenza di 100.000 chiese in Italia, con 1.000 musei ecclesiastici. È molto evidente l'importanza attrattiva delle località che includono mete religiose, anche se tali forme di turismo si integrano ormai con quelle culturali e legate alla ricerca del benessere fisico ed interiore. 14. Citiamo come forma di viaggio spesso non ben valutata il così chiamato turismo urbano, che molto si sviluppa nelle medie grandi città, in particolare per i fine settimana. Nella generalità europea questa forma di turismo si sta consolidando a quote attestate attorno al 20% del totale. Concludiamo questa sintesi citando che, ed è il 15° punto, esiste una forma crescente di turisti over, con oltre 70 anni. È una crescita sempre ampia, valutabile nel medio periodo sino ad un più 20%. Tali flussi turistici includono una buona propensione alla spesa. In tale ambito è bene ricordare che in Italia si valutano oltre 1 milione di disabili con buona propensione a viaggiare per ragioni turistiche. Bisogna curare più l'informazione sull'accessibilità di strutture ricettive, ristorative, servizi di trasporto e generali, policulturali, naturali e attrattivi. È un ambito che può avere un ampio sviluppo e sarebbe importante sul piano etico per dare a tutti la possibilità di fruire e fare attività turistica. Abbiamo citato alcuni, peraltro parziali, dati sui differenti turismi italiani, ma dalla quantità di volte che abbiamo utilizzato le parole occorre connettere, si erge la necessità di mettere più insieme le componenti pubbliche, private, associative e coloro che configurano il turismo nel territorio.